La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in studio, ancora buongiorno, Sammy Varin, seconda parte della nostra controinformazione, titolo in apertura di Repubblica, un retroscena naturalmente, resa dei conti, Lega Giorgetti sulle pensioni. E poi quella telefonata, chissà chi l'ha fatta, chissà chi l'ha ricevuta, così usciamo dal governo. Proprio quello di cui stavamo discutendo in rassegna stampa, visto molti quotidiani, e quasi tutti di sinistra, che si occupano della Lega questa mattina e di quello che la Lega sta portando sul piatto al governo, cioè le vostre proteste, che diventano proposte, e il fatto che qualcuno si giri verso la Lega in queste ore e dica insomma, ma ci siete anche voi al governo? Sì, però forse non bisogna fare stupidate. Sul sito del Corriere poi Unione Europea, notizia che non compare sui quotidiani perché è di questa notte, trovato l'accordo, 90 miliardi in prestito a Kiev, salta l'uso degli asset russi, Meloni soddisfatta, prevalso il buonsenso. Qui Parlamento. E proprio a proposito di questo e d'altro, del discorso della Meloni al Senato e di questi titoli, siamo andati a trovare la senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli. Buongiorno Stefania. Buongiorno anche ai radioascoltatori. Sempre un piacere averti con noi. Siamo naturalmente su queste notizie. Dopo le comunicazioni della Meloni in Senato, sei intervenuta in aula scaldando molto l'atmosfera quando hai detto che i 5 Stelle si dovrebbero vergognare, cavolo, ma poi hai anche parlato degli asset russi, spiegando i timori della Lega. Ancora una volta, com'è che si dice, la ragione degli sciocchi e degli stupidi, però insomma anche su questo a quanto pare avevamo ragione, Stefania. Di per sé il rischio nell'uso degli asset russi congelati per supportare le casse ucraine a guerra in corso era un rischio che poteva ricadere nelle casse dei bilanci dei singoli stati nel momento in cui la Russia, nel poter proporre un ricorso contro questa iniziativa, poteva aver ragione e quindi la cifra veniva ripartita ai singoli stati. E non essendoci una norma chiara, noi avremmo in corso questo pericolo e sicuramente non era un danno economico non indifferente. E posso anche dire che quello che era l'iniziativa che voleva essere intrapresa era quella dell'utilizzo dei beni congelati attraverso quello che era il voto a maggioranza, perché invece il prestito attraverso fondi europei aveva necessità del voto all'unanimità, quindi attraverso un voto a maggioranza si decideva poi il destino dei bilanci di tutti gli stati, con il rischio economico annesso a questa operazione. Macron, che è sempre quello che vuol mettere i puntini, di fatto si era reso favorevole all'uso degli asset, ma aveva già anticipato che i rischi economici la Francia non li avrebbe di fatto voluti, perché l'impatto sul bilancio francese avrebbe creato danni non indifferenti, visto e considerato che l'economia francese non va così a gonfie vele. Quindi lui si era già messo con i piedi in avanti, con le mani in avanti, e però aveva detto che lui tutto sommato era d'accordo a poter utilizzare i beni russi. Ecco, questa è la realtà dei fatti, quindi noi dobbiamo per forza pretendere che nelle iniziative che riguardano il futuro di tutti gli stati, di tutti i cittadini europei, ci debba essere il voto all'unanimità, altrimenti noi correremmo il rischio che le decisioni le possono prendere paesi che hanno interessi non coincidenti con quelli italiani, e quindi un rischio veramente alto lo vedo in prospettiva, con paesi tipo Germania e Francia che hanno
dei grossi problemi nelle loro economie e quindi oggi stanno facendo scelte che possono essere non a favore di quello che è invece l'economia italiana. Quindi noi abbiamo detto attenzione a non entrare in strada perché può essere veramente pericolosa. Vero, 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 e su questo fronte abbiamo anche gli ascoltatori dalla nostra parte perché in questi giorni ci hanno tempestato di messaggi. Stefania, come sempre un grazie per queste spiegazioni in diretta dal Senato. Se non ci sentiamo ti auguro buone vacanze di Natale quando arriveranno, accidentaccio, ma arriveranno, e soprattutto un buon Santo Natale. Grazie Stefania. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Caos e oscurità, fiumi di sabbia, pioggia acida. Respiravo polvere e cenere, ombre nere, le rovine della città. E cercavo le tue mani, ma eravamo lontani, anime perdute, senza domani. Il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi. Era il silenzio, sentivo il pianto, toccavo le lacrime di una madre sterile. Il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi. Tu non mi crederai, nel mio sogno ho visto il domani, ero solo davanti all'oceano, onde nere, furia senza vita, e volevo gridare ma non usciva la voce, sentivo solo il vento in quella terra che bruciava. Il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi. Era il silenzio, sentivo il pianto, toccavo le lacrime di una madre sterile. Sentivo tutto il dolore di una madre che muore. Il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi, il futuro era dietro di noi. Beh, questa è una canzone drammatica, che però ci porta anche a una certa realtà. Si chiamano Hotel Monroe, scritto Monroe. Questo pezzo si intitola Il futuro e immagina una terra che sta morendo lentamente, e noi che siamo rimasti soli su questa terra, Legher a Legher, ma più o meno ci siamo. La band alternativa sono della zona di Parma, delle colline parmigiane, sta per uscire con il secondo
secondo album e questi sono amici di Radio Libertà e amici anche del grande Francesco Caprini di Rock Targato Italia, che troverete oggi mercoledì subito dopo le ore 12. E invece sono ancora le 11:15 e c'è Sammy Varin che vi dà il buongiorno, il buon Natale, il buone feste a tutti coloro che magari ci ascoltano ancora per qualche ora e poi clic, spegneranno non solo Radio Libertà ma anche tutti gli impegni, tutti i contatti perché si va in vacanza, dagli studenti ai professori, a molte aziende chiudono proprio quest'oggi e riaprono dopo la Befana. Mamma che invidia, noi invece sempre in onda, signori, addirittura il giorno di Santo Stefano saremo in onda. C'è di buono che non sarò solo, ci sarà con me anche Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, un saluto a te ovviamente e a tutti i nostri ascoltatori. Questa è una notizia, la Chiara sì. Soldani di Santo Stefano, chissà che cronache maranza natalizie ci preparerai. No, incrociamo le dita delle mani e dei piedi, speriamo non succeda niente che ci sia da raccontare, però grazie, insomma, hai deciso di non lasciarmi solo. Il giorno di Santo Stefano, ore 10:15, arriverà Chiara Soldani. Grazie. Grazie a te Sammy, no, prometto dai che non sarà una diretta altamente censurabile, promesso, dai, cercheremo di essere sì. almeno durante le feste natalizie per quanto possibile morigerati e anticensura, però diciamo lo prometto ma non lo garantisco fino in fondo perché sai che poi l'algoritmo è sempre diabolico. Lo so, e tu poi vuoi imbrogliare l'algoritmo e invece è lui che ci frega ogni volta e lo sapete quando parla Chiara Soldani sui social molto spesso la voce sparisce. Parliamo oggi delle elezioni in Cile, il Cile che vira a destra per timori sulla sicurezza e per il tema immigrazione. In Europa invece torna la lebbra per colpa di chi? Chissà chi è. In Italia Salvini è stato assolto e in tantissimi, adesso lo abbiamo visto anche questa mattina, in tantissimi state prenotando Salvini come prossimo ministro dell'interno. Ma vediamo dove ci porta. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, come ben sai e come sanno i nostri ascoltatori, a noi piace dar voce soprattutto a quei protagonisti della cronaca che invece vengono puntualmente ignorati, alle vittime delle ingiustizie di qualsivoglia natura sul fronte vaccini, ma chiaramente non soltanto perché ci occupiamo anche di molto altro. E volevo appunto sottoporti questa notizia di cronaca e insomma dare questo spunto di riflessione anche a tutti coloro che ci ascoltano sempre con grande attenzione, perché voglio parlare di un caso, uno dei tanti purtroppo, di ingiustizia all'italiana, un caso nel quale l'ingiustizia appunto, perché parlare di giustizia mi sembra assolutamente fuori luogo, e anche la nostra burocrazia dimostrano e fanno l'ennesima figuraccia. Riavvolgiamo un attimo il nastro, torniamo nel 2013, esattamente il 14 dicembre, questa è una notizia di qualche giorno fa, si torna a parlare di Andrea, un ragazzo attualmente disabile al 100%, in carrozzina, non può neanche più parlare, invalido a causa dei ladri. Ora, si parla molto spesso di legittima difesa, sappiamo benissimo che soprattutto la sinistra invita a non reagire nel momento in cui si subiscono violenze e si è anche in pericolo di vita, quando ci si ritrova magari di fronte a ladri, rapinatori e quant'altro. In questo caso vorrei proprio rivolgermi direttamente anche a loro, visto che il dramma di questa famiglia continua a ripetersi ed è una ferita che non riesce mai a rimarginarsi. Sono passati tanti anni, evidentemente 12 anni, e ancora non è stata fatta pienamente giustizia. Andrea attualmente è un ragazzo 35enne, all'epoca dei fatti lavorava appunto come cassiere presso un discount di Albignasego in provincia di Padova. E cosa succede? Succede che si ritrova, dopo aver smontato il suo turno di lavoro, di fronte a un rapinatore che ben pensa di sparargli alla testa. Chiaramente Andrea è vivo per miracolo, perché un proiettile di questo tipo chiaramente lo avrebbe potuto portare via ai suoi cari e ovviamente alla vita stessa, ma le lesioni sono gravissime, come si può chiaramente immaginare. Come dicevo, è rimasto in carrozzina, non può assolutamente camminare e purtroppo non parla neanche più.
Ora, un fatto di cronaca evidentemente gravissimo, ma in questi giorni riaffiora questa notizia, anche se nessuno ne parla, perché c'è stata una ulteriore ingiustizia ai danni di questa famiglia. Il giudice civile, infatti, in primo grado nega il risarcimento da parte del discount. Il fatto è avvenuto all'interno appunto di questo supermercato e lui era assolutamente dipendente a tutti gli effetti, era assunto e stava appunto smontando, come dicevo, il suo turno di lavoro. Quindi parliamo, Semi, di ingiustizia, di burocrazia che chiaramente non funziona. Questa è una notizia gravissima della quale bisognerebbe parlare, perché poi ci sono delle questioni che diventano mediaticamente molto più appetibili, però dobbiamo ricordarci delle tante vittime della giustizia italiana che purtroppo non hanno voce. Noi nel nostro piccolo chiaramente cerchiamo di fare questo genere di informazione. Un ennesimo rinvio da parte appunto della Corte d'Appello e cosa succede? La famiglia è esasperata perché evidentemente nessuno potrà riportare Andrea alla sua vita normale, ma il fatto che la giustizia non funzioni, anche in questo caso purtroppo lo dimostra, è davvero qualcosa di agghiacciante. Chiaramente la nostra vicinanza a loro e auspichiamo insomma che poi ci possano essere degli sviluppi invece giusti e corretti, perché la giustizia questo appunto dovrebbe fare e il nome stesso dovrebbe chiaramente riportarci ad una dimensione di correttezza e appunto di giustizia. Torna la lebbra in Europa, anche in questo caso non se ne parla perché se fosse trattato di Covid e dovessimo parlare di vaccini, campagna vaccinale e quant'altro, chiaramente ci sarebbe un bombardamento a livello mediatico decisamente diverso. È una notizia preoccupante e soprattutto scomoda perché ci riporta ai rischi e a quello che ne consegue a causa di flussi migratori ovviamente incontrollati, perché in questo caso si parla appunto di immigrati che hanno portato in Romania e in Croazia appunto la lebbra. 4 casi registrati in Romania, un caso in Croazia. Dicono appunto le autorità preposte che non ci sia un pericolo di infezione, insomma di diffusione della malattia. Chiaramente però questo ci porta anche a ragionare su quelli che sono i rischi anche sanitari per quanto riguarda questi flussi incontrollati. Poi veniamo tacciati di razzismo, ma insomma queste sono notizie fattuali che esulano chiaramente dall'orientamento politico di ognuno di noi. Elezioni in Cile, quindi ci spostiamo in Sud America. Casta, il nuovo presidente, ha vinto la speranza di vivere senza paura. È molto interessante andare ad analizzare quanto accade in Sud America, perché chiaramente sono paesi lontani ma estremamente importanti e vicini per quanto riguarda anche i ragionamenti politici. È stato eletto con il 58% delle preferenze e cosa ha spinto i cileni a votare appunto questo ultraconservatore? Chiaramente i temi della sicurezza, che stanno molto a cuore non soltanto in Europa, non soltanto in Italia a quanto pare, ma anche molto lontano da noi, e ovviamente il tema dell'immigrazione. Quindi il paese vira a destra e il motto, diciamo, che riassuma un po' il credo politico e non soltanto di José Antonio Casta è Dios, patria y famiglia. Insomma, direi che sia più che giusto e più che sposabile, diciamo così, questo motto che riporta insomma i sani valori che non devono mai essere persi di vista. Un avvocato cattolico di 59 anni che a seguito insomma di questa sua elezione dice: nulla sarebbe stato possibile senza Dio. Quindi insomma sarà interessante, come dicevo, vedere un po' come si muoverà anche il Cile in questo senso. Molto spesso parliamo di Javier Milei per quanto riguarda l'Argentina, che su certe istanze è assolutamente interessante per quanto riguarda il gender e quant'altro, però insomma sul fronte nazionalismo è un po' discutibile. C'è quest'asse con gli Stati Uniti che va sempre monitorata e che ci convince fino a un certo punto, e quindi vedremo invece Cast come agirà di conseguenza. E poi Semi, finalmente buone notizie, la Cassazione conferma la soluzione a Salvini sul fronte Open Arms e sì, insomma finalmente giustizia è stata fatta, quindi non soltanto parliamo a volte di notizie nefaste, di ingiustizia, a volte la giustizia prevale e insomma siamo molto contenti. Sicuramente questa è una notizia che ci porta un po' anche a credere appunto nella giustizia, nel fatto che chi ha esattamente compiuto il proprio dovere e fatto il proprio lavoro non sia stato
condannato sempre per queste istanze politiche, per questa magistratura sappiamo sempre molto politicizzata, quindi benissimo così, e staremo a vedere in futuro se Matteo Salvini rivestirà dei ruoli un po' più consoni, insomma, all'altezza appunto della sua persona e delle sue qualità politiche. Minimo, e poi è una sentenza che fa giurisprudenza e quindi chissà che si possa ripetere questo fatto che gli immigrati certo sono soccorsi e sono aiutati, chi sta male va all'ospedale eccetera, ma tu da quella barca non scendi. Chiara Soldani, come sempre, la trovate su leggifuoco.it o anche in versione cartacea, si chiama Fuoco. Chiara, non posso che ringraziarti per queste sparizioni radiofoniche, augurarti buone feste, se mai ne farai, ma la Chiara è una tipa tranquilla, è vero, non fai Sì, casino, sì. il casino lo fai sotto No. traccia, appunto, con i tuoi articoli. Esatto, no, poi insomma è giusto che il Natale sia tradizione, sia famiglia, condivisione, soprattutto con chi è meno fortunato di noi, anche se dobbiamo ricordarcene sempre, Sammy, chi ha meno fortuna rispetto a noi, e quindi sarà un Natale molto solidale, soprattutto quest'anno, e sono davvero contenta di questo. Brava, e noi ti apprezziamo anche per questo, e l'invito che ho fatto prima e che rinnovo ai nostri ascoltatori è quello magari di trovare 5 minuti e di scendere al piano di sotto e di andare a fare gli auguri al vicino di casa anziano, a quella persona che magari incrociate ogni giorno ma fate a malapena in tempo a dirgli buongiorno, e spendiamo qualche minuto di tempo per i più anziani che magari ci possono insegnare qualcosa che non leggiamo sui libri di storia. Chiara Soldani, un abbraccione. Allora, io ti chiamo, venerdì certo. prossimo, Santo Stefano. A Santo Stefano Sammy Varin sarà in diretta dalle 7:30 alle 10:30. Sono riuscito a trovare Chiara Soldani che entrerà in onda con me. Grazie Chiara. Non grazie. mancherò, Sammy, un abbraccio a te, auguri alla tua meravigliosa famiglia e auguri a tutti quanti, alla nostra radio e ai nostri ascoltatori. Grazie, buon Natale Chiara Soldani. Ciao. Sammy. Buon Natale a voi naturalmente, come dicevo prima, se vi fermate per qualche giorno, ma se non vi fermate contate pure sulla nostra controinformazione e ragazzi, se ci contate, sono arrivate decine e decine di messaggi WhatsApp al 340 67 09 659. Chi vuole l'olio extravergine di oliva Acerbis? Ma certo, ma compratelo, lo potete prenotare, dopo gennaio ve lo portano, ragazzi. Serve anche proprio come cadeau, come regalino, quando, a parte le feste di Natale, ma quando andate a cena da qualcuno, al posto di portare il solito bottiglione di vino, eccetera, che ha stufato, una bottiglia di olio extravergine di oliva Acerbis, incartata tutta bene, eccetera, fa la differenza, perché è un olio molto lussuoso e nello stesso tempo lo amiamo, no, scherzo, nello stesso tempo è molto forte, ha un sapore veramente forte e ci sta nelle grandi occasioni arrivare con una bottiglia d'olio in mano, fate la differenza. Ma i debiti del Leoncavallo? I pensionati che hanno pagato i contributi hanno il salto positivo. Il problema sono i sussidi a chi nulla ha mai pagato, scrive Walter. Prima di tutto vi faccio gli auguri di un santo sereno Natale e per i Celti come me una serena festa di Iule. Vedi, abbiamo i Celti che ci ascoltano, e che il 2026 ti sia meno grave di quello che si sta concludendo. Come sempre il faro che non si spegne mai, l'indipendenza e l'autodeterminazione dei popoli del nord della penisola italica. Ti saluto col vecchio refrain, bei tempi, sprofondi Roma sotto una coltre di kebabari. Oddio, non la sapevo quella dei kebabari, però, caro Luca secessionista, ci mancherebbe. Salutiamo, auguriamo buon Natale anche a te, a tutti i secessionisti, ai comunisti, ai fascisti, a tutti coloro che hanno ancora il coraggio di esprimere le proprie idee senza usare violenza, e questa è la cosa bellissima, il motivo per cui continuo a trasmettere canzoni di Natale in ogni mia trasmissione, che si crei davvero una tregua natalizia
tra le tante guerre, anche quelle di cui non parliamo mai, che ci sono nel mondo, ma anche una tregua tra tutti noi. Sarebbe veramente splendido. Un bel regalo di Natale per gli italiani sarebbe una pulizia in ambienti giuridici. Una polizia autorizzata ad un robusto ingaggio preventivo e non solo difensivo, non difendersi dalle spranghe e bombe carta, ma attaccare per primi. Viva l'ordine repubblicano. Auguri Gianluca. Ho appena finito di dire che non volevo più la violenza, basta, mi avete smentito. Buon Natale a tutta la redazione, vanno bene i gattini. Miau, miau. Io ti ho detto, farei un bel remix. So che mi ascoltano anche dei DJ. Mi fate un remix tra i gattini di Rossini e il Va Pensiero, Dai, me lo fate? Appello figlio d'Apollo, perché alle 7:27, quando cominciamo la rassegna stampa la mattina, vanno in onda questi gattini di Rossini, cercateli su YouTube, è una cosa terribile, ma una scoperta del nostro Giulio Cainarca, che effettivamente chi sapeva che Rossini aveva fatto una scema, una cosa bellissima del genere. Storicamente questa radio cominciava le trasmissioni in diretta con il Va Pensiero, poi abbiamo messo altre sigle, eccetera. Però il referendum che ho proposto questa mattina è: cambiamo i gattini, rimettiamo il Va Pensiero, magari in versione solo piano, Io vi getto questa cosa lì sul tavolo, chiaramente non ho l'autorità per cambiare nessuna sigla, poi qua bisogna fare tutto il giro, con direttore, amministratore, il regista, il figlio del regista, 340-6709-659. Questo è il nostro numero di WhatsApp, se volete dirmi qualcosa anche su questo, ma su qualunque argomento. Pochi istanti e ci colleghiamo con il cantante del giorno, che si chiama Joe Balluzzo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, così si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come sei quando sei qui con me. Ti guardo da un'ora mentre tu dormi e forse sogni. Come sei fragile, come sei. Tu non dici spesso quello che provi e ti vergogni di come sei fragile, come sei. Io vorrei che ti vedessi con i miei occhi, capiresti tutto l'amore che meriti. Tu meriti molto di più di quel che pensi. E vorrei
la smettessi di giudicarti e raccontarti che questo è il meglio che meriti. Tu meriti molto di più. Io non posso salvarti, ma posso stringerti la mano mentre camminiamo insieme. So quanto ti mancano un abbraccio, una parola, un bacio sotto le lenzuola. Ma a me tu basti come sei, come sei. A me tu basti come sei, come sei. Mi domandi spesso cosa c'è che trovo di speciale in te, come sai, ascoltare per ore, scrivere una canzone, portare il sole anche quando nel cuore piove, poi farmi ridere senza un motivo, farmi piangere come un bambino, farmi sentire vivo. Io vorrei che realizzassi tutti i tuoi sogni, le notti insonni, tutto l'amore che meriti. Tu meriti molto di più di quel che pensi. Io vorrei che una mattina tu ti svegliassi senza pensarci e capissi quello che meriti. Tu meriti molto di più. Io non posso salvarti, ma posso stringerti la mano mentre camminiamo insieme. So quanto ti mancano un abbraccio, una parola, un bacio sotto le lenzuola. Ma a me tu basti come sei, come sei. A me tu basti come sei, come sei. Come sei quando sei qui con. 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 Come sei quando sei qui con me. Io non posso salvarti, ma posso stringerti la mano mentre camminiamo insieme. So quanto ti mancano un abbraccio, una parola, un bacio sotto le lenzuola. Ma a me tu basti come sei, come sei. A me tu basti come sei, come sei. A me tu basti come sei. A me tu basti come sei, ragazzi, cioè l'abbiamo sentita una volta e già la cantiamo e dimmi se non funziona. Si intitola proprio Come sei e lui è Joe Balluzzo. Ciao! Ciao Semi, ma tu mi rubi il lavoro così, ma la canti troppo A bene. me tu basti come sei. Vabbè, facciamo un duetto la Bellissimo. prossima, dai. Ma con questo timbro poi è super caldo, bellissimo. Ciao, ciao a tutti, che bello essere qui. Ma che bello davvero, anche perché ci hai rischiarato un attimo questa giornata. Io faccio rassegna stampa, ho letto notizie di tutto, di più, che ci hanno messo un'allegria incredibile. Per fortuna c'è Joe Joe Grazie. Balluzzo. Ma per fortuna c'è la musica, direi. Dai, mettiamola così in ambito più generale, per fortuna abbiamo la musica. Vero, e anche sotto Natale, perché sai, Natale ha questo double face, no? Da una parte, certo, la gioia bambina di quel qualcosa di misterioso anche per i più piccoli, la sorpresa dei regali e qualcosa di più trascendentale. Dall'altra anche una tristezza, una malinconia, forse Sì, per il una tempo che passa. una nostalgia, sono d'accordo, però parli con uno che un pizzico di malinconia e di nostalgia a me piace, forse perché è quella che mi permette anche di scrivere le canzoni. Io scrivo sempre in quei pochi momenti di malinconia, perché secondo me ti fanno essere un po' più riflessivo. Poi amo la gioia, il sole, sono molto solare, però quel pizzico di nostalgia e di malinconia ti fa guardare dentro, quindi amo il Natale proprio per questo, è uno dei miei periodi preferiti dell'anno, Sammy. Il Natale per me sarebbe estate e Natale, estate e Natale, così si potrebbe alternare la vita per me. Interessante. Signori, Joe Balluzzo in questo pezzo Come sei, intanto ti stiamo anche sbirciando nelle tue ultime esibizioni sotto Natale nei vari locali e se c'hai qualche data ce la fai sapere. Balluzzo esplora fragilità,
forza e anche il valore che spesso non riusciamo a riconoscere in noi stessi in questo pezzo intitolato Come sei. Quindi sembra un pezzo anche un po' ballabile, ritmato, leggero, eccetera, ma ha qualche cosa appunto di più potente dentro, è vero? Assolutamente sì, e poi in termini sonori si prende un po' l'R&B, quindi con la ballabilità. Io non so se ti piaceva la musica degli anni 2000, che è poi quella che mi ha cresciuto, ma c'erano un Certo. sacco di testi profondi ma super ballabili, quindi tu potevi divertirti ma allo stesso tempo ragionare su quello che cantavi, no? E quindi con Come sei ho voluto un po' riprendere quell'idea lì. Il testo è molto introspettivo perché parla, è il modo in cui le persone che mi amano mi vedono, perché io sono sempre uno che quando si guarda allo specchio vede sempre i difetti, no? Vede tutto ciò che non va. Invece le persone che mi amano mi fanno notare le cose belle che mi appartengono, no? E quindi dico, vedi che bello vedersi con gli occhi di chi ti vuole bene, dovremmo farlo più spesso. E Come sei è proprio questo per me. E spero che la gente, insomma, capisca anche questo dalla canzone. Vero, vero, vero. E vedete, insomma, questi artisti indipendenti hanno una profondità d'animo e soprattutto hanno la voglia e il tempo di raccontarsi, mentre, sai, quelli di un certo levataggio, quelli che girano sulle radio più blasonate giorno e notte, che vieni obbligato ad ascoltarli, non hanno tempo, non hanno voglia di spiegare, l'intervista deve durare pochi istanti perché poi c'è Esatto. un'altra radio, eccetera. Questa Joe, è la differenza che facciamo anche musicalmente noi di Radio Libertà, proprio perché ci piace mandare in onda artisti genuini come te e lasciamo in disparte quelli che lo fanno esclusivamente come business e che non hanno certamente né tempo né voglia né bisogno di arrivare sulle frequenze di Radio Libertà. Quindi, signori, state scoprendo un artista che non scoprivate se ascoltavate magari Radio DJ o Radio Dimensione Suono, non lo so, io ve lo auguro. Intanto, Joe Grazie. Balluzzo, cosa sta bollendo in pentola? Cosa farai in queste feste? E subito dopo, e certamente dacci un sito, un Instagram, un qualcosa dove trovarti e magari anche dove venirti ad ascoltare, perché vedendo le immagini che stiamo trasmettendo in radiovisione, i locali dove suoni sono strapieni. Bah sì, devo dire che gli ultimi concerti che ho fatto erano tutti quanti strapieni, sono felice, poi cioè la musica dal vivo è il motivo per cui faccio questo mestiere. Sì, faccio disco, scrivo canzoni, bellissimo, però poi è sul palco, è dal vivo che a me piace stare, no? Quindi la dimensione dal vivo è proprio la mia preferita e vengo da un concerto bellissimo fatto giovedì scorso di presentazione del videoclip di Come sei, perché oltre al singolo è uscito un videoclip bellissimo che racconta tanto della canzone ed è disponibile su YouTube, su tutte quante le piattaforme digitali. E la settimana scorsa, visto che io amo il Natale, amo la musica dal vivo, ho fatto una presentazione piano e voce. Ho fatto un'ora di concerto tra canzoni di Natale e canzoni mie e ho presentato in anteprima il videoclip. E quello che farò nei prossimi mesi, quello che sto progettando, sicuramente sarà tanta musica dal vivo. Sto cercando di organizzare tanti eventi live di musica dal vivo, che possa essere nei club o qualcosa anche di più grande. Ancora non dico niente perché è tutto in fase di costruzione, ma chiunque voglia può venire sul mio sito www.gioballuzzo.it e lì ci sono tutti quanti i miei social, quindi Spotify, Instagram, TikTok, tutto quanto per seguirmi. Io poi sui miei canali social pubblico le nuove uscite, pubblico i nuovi concerti, ma sarà un anno, o già una primavera, un inverno, una primavera ricca di nuovi singoli, di nuovi live, tanto piena. Sarà un anno ricco di musica per me e di emozioni, spero, per la gente che verrà e che mi seguirà. Minimo, e se sarà ricco di musica per te, Gio Baluzzo, lo sarà anche per noi di Radio Libertà, visto che ti seguiamo e aggiorneremo i nostri ascoltatori con le tue nuove uscite, anche perché chi ci segue cerca la differenza anche dal punto di vista musicale. Gio, non posso veramente che farti i migliori auguri di buon Santo Natale, buon riposo con la tua famiglia, ma naturalmente appena hai qualcosa di nuovo, di pronto, WhatsAppino
e ci risentiamo in diretta, Va ok? benissimo, e spero di vederti anche presto dal vivo. E io ti saluto tutti i radioascoltatori e auguro a tutti quanti un felice Natale, un Natale sereno e un felice anno nuovo. E tanta bella musica sempre, sempre, sempre. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bello però, guarda che sto pezzo mi ha preso. Come sei di Joe Balluzzo, vedi anche il regista la sta canticchiando. Signori, 11:44, gli appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio, ma anche se qualcuno ha qualcosa da dire potete chiamarmi al volo, 0292 94 7222 è il numero della diretta per entrare in diretta, mentre il numero di WhatsApp, potete inviarci WhatsApp in qualunque momento del giorno o della notte, compaiono qua sul nostro monitor, il primo che entra in onda li legge. Il numero per i WhatsApp è 340 6709 659. Dicevo, referendum tra Gattini e Va Pensiero, chi vince? È durissima da capire chi vince, ve l'ho detto, io propongo un mix tra Gattini di Rossini e Va Pensiero in apertura di trasmissione alle 7:27 prima dell'inizio della rassegna stampa. Vediamo che succede. Ciao Sammy da Marco della tua città, Cassano Magnago in provincia di Varese. È ora di fare piazza pulita di troppi vecchi trombati dalla politica passata. Fate l'analisi di incarichi assegnati in enti inutili, sì. No, è vero, comunque Marco, è vero, ogni tanto, com'è che si chiama, idraulico liquido oppure lo stura lavandini. Bisognerebbe fare un po' di piazza pulita. Il problema, e qui sono molto serio, è che tra le nuove leve, non ti parlo della Lega naturalmente, ma ti parlo degli altri partiti, vedi in Forza Italia come sono lì che si guardano, Occhiuto e Tajani, cioè, se la scelta del nuovo segretario è tra Occhiuto e Tajani, chiaramente vogliamo bene ai fratelli di Fratelli d'Italia e ai fratelli di Forza Italia, vogliamo a tutti bene, siamo francescani, però c'è un po' poco. Nella Lega invece guarda quante corde diverse stiamo sfiorando con personaggi di primissima caratura, cioè ce n'è veramente per tutti i gusti. Siete un po' leghisti estremisti e allora magari c'è questo, siete leghisti più per bene, più democratici, c'è quell'altra persona. Non ho fatto nomi apposta, però se ci pensate parliamo a ogni tipo di pubblico, sfioriamo ogni tipo di corda. Negli altri partiti così non è. Magari sono io che non capisco. Soldi all'Ucraina, ma gas dalla Russia a basso costo. Sto svuotando i miei risparmi per le bollette. Anche qui quelle stranezze, non so, continuano a aumentare le bollette del gas, il mutuo non scende. Forza Gattini, soluzione totale, il Va Pensiero cantato a Miagolì. Ecco, aspetta che suona il telefono, è Cainarca. No, si ribellerebbe chiaramente a una cosa del genere il nostro condirettore. Auguri da Silvio da Torino. ONG no grazie. Sammy, sono un nostalgico della vecchia Radio Padania dove le telefonate arrivavano a centinaia, ma non come adesso che telefonano i soliti 5 o 6. Come sigla metterei una bella musica celtica prima della battaglia, come dicevi sempre tu, per ricordare le nostre origini. È vero Pietro, ma anch'io ho nostalgia della vecchia Radio Padania. È chiaro, ci siamo però evoluti, abbiamo cambiato un po' abito, ma siamo sempre noi. Nello stesso tempo cerchiamo di dare più informazioni possibili. Non mi dire queste cose delle telefonate, perché sennò il nostro direttore Sallusti poi mi dice: bene Sammy, al posto di fare 2 o 3 ore di rassegna stampa ne facciamo 6, tanto comunque devi stare qua in radio, le tue 6 ore di lavoro le passi tutte in diretta. Guarda che ci vuole poco, e io lo farei anche volentieri. Il problema è che poi cioè arrivo a casa che continuo a fare rassegna stampa e non mi fermo più, capito? Mi auguro che Putin mantenga la promessa di colpire ed
da fondare Roma. Questo è un secessionista sicuramente, ma se ci fa ascoltare tutte quelle musiche soporifere la mattina ci addormentiamo, eh? Ma parli di Putin? No, parlava di me probabilmente. Concerto di Baglioni a Lampedusa a settembre è costato al comune 800.000 euro. La villetta è una villa su bellissima, al porto c'è ormeggiato un bel catamarano sempre suo. Max, molto 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 bene, e tu sei chiaramente molto informato su questa cosa. Parliamo chiaramente del concerto di Baglioni che farà al Senato e che aveva fatto ai tempi appunto Oscià e che devo dirti, ai tempi della secessione o comunque non mi è mai stata simpatica sta cosa. Poi Baglioni, chiaramente Baglioni è un grande, assolutamente, ma Casa Pound no, non toccate Casa Pound, dice Francesco. Oh, sì, tutti gli altri centri sociali sì, ma Casa Pound non si tocca, e diciamolo, oh, va pensiero per sempre, questa è un'altra che vota. E te l'ho detto, facciamo un remix, ci sono DJ all'ascolto, ne sono sicuro. Va pensiero, un'altra, Maria Grazia che vota, e facciamo un remix tra Va pensiero e i Gattini. Dai, tanto comunque i Gattini sono una presa in giro al potere, il Va pensiero comunque è una presa in giro con i Gattini al fatto che noi vogliamo essere liberi, ma poi alla fin fine c'è sempre un freno a mano che frena anche all'interno della coalizione. Siamo qui con l'autonomia e c'è Forza Italia che pensa ad altro, c'è Fratelli d'Italia che pensa al premierato, che piace comunque anche a noi, assolutamente. E poi ci mettiamo Giorgetti, anche Presidente della Repubblica, assolutamente. Bene, ciao Marin. Oh, Marin mi piace, ma anche Barin. C'era qualcuno che mi chiamava Barin, penso che fosse, aspetta, era comunque Mustafa o qualcosa del genere, uno dei tanti con cui ho litigato nelle passate stagioni della mia vita tramite radio. Non ho più notizie della situazione della governatrice in Sardegna Todde. A che punto è la situazione con i tribunali? Vai tranquillo, tutto bene Albertino, sta bene la Todde, va avanti con il suo bellissimo lavoro, amatissima in Sardegna, d'accordissimo con Salvini al Viminale, signori. Vedo che lo volete in tanti, penso che è anche un buon motivo per bussare alla porta di Salvini e magari fargli fare una bella diretta natalizia su queste frequenze. Che ne dite? Olivia, Olivia, mi potete scrivere il vostro numero di bonifico e la banca, così vi posso dare il mio contributo. Olivia, ti amiamo, te lo prometto. Appena finito la trasmissione non mi muovo di qui. Grazie a chi sceglie di aiutare Radio Libertà. Io dico sempre, bastano 5 euro. Siete in 500.000 magari in questo momento, 5 euro, anche se lo fate solo in 5.000, io sono contentissimo. C'è il conto corrente postale, comunque Olivia, che è altrettanto, e Olvia, poi continua a scrivere, a leggere Olivia, Sammy, ma sei scemo, scusami Olvia. Il conto corrente postale è facilissimo, 37671294, ti faccio le estrazioni del letto, 3 7 6 7 1 2 9 4. 37671294 è il numero di conto corrente postale di Radio Libertà. La prima volta che esci vai in posta, prendi uno di quei moduli bianchi, ci scrivi 37671294, lo intesti a Radio Libertà a Milano, via Bellerio, e ci metti il contributo volontario come casuale, casualmente la causa, e bastano 5 euro. Chiaro che con i bonifici ormai le possiamo fare anche col telefonino, sul sito radiolibertà.net, schiacciando dona, la tendina in alto a destra, e c'è tutto il conto corrente, eccetera, se volete bonificarci. Grazie Olvia, e basta con sta Olivia, basta. Salvino al Viminale nel 2027, Salvino, mi andrebbe sicuramente bene, ma non so se rivoterò questa maggioranza perché mi ha deluso. Non è cambiato molto nella nostra quotidianità, per non parlare delle ultime novità, la stretta sulle pensioni, la proposta di legge che prevede più spese per i condomini onesti, e carissimo, lo dico da tutta la mattina,
ho portato le vostre proteste alla Lega e come vedi la Lega sta facendo un casino della miseria, tanto che Repubblica scrive che qualcun altro vorrebbe che ce ne andassimo dal governo. Sì, c'è una chiamata in attesa, tra poco la mandiamo. Buongiorno, pur essendo d'accordissimo con Barabotti, non occorre solo essere nati in Italia, sennò tutti in Maranza sono papabili. Stiamo parlando con Barabotti, l'ho intervistato questa mattina alle 8:45, c'è questa proposta di legge costituzionale per la cittadinanza italiana da imporre alle cariche istituzionali apicali, quindi vuoi fare il Presidente della Repubblica come in America, sei il capo dell'America, devi essere americano. E lo so, in Maranza che facciamo? Facciamo un Maranza Presidente della Repubblica? Attenzione, non questo giro, ma il prossimo magari, è vero, ci vuole il cognome italiano. Ok, cittadino italiano può anche essere figlio di un musulmano nato in Italia per le cariche istituzionali. Bisogna specificare italiano autoctono per le cariche istituzionali, capito? Barabotti, inserisci dentro. Buondì Sammy, abbiamo dato campo libero alla Cina per produrre ciò che prima si faceva in Italia e ci hanno regalato pure il Covid. Ora dobbiamo cuccarci il Mercosur perché già l'accordo è deciso nonostante le false informazioni di ripensamento. In Argentina la frutta a prezzi folli che solo pochi residenti possono permettersi, fonte sicura di informazioni data dai miei parenti. Qui sotterriamo arance, pomodori, pesche, mele. Trump ha 1000 ragioni, nonostante tutto gli europei si stanno impiccando con le loro stesse mani, ci scrive Monica. E ancora, anche quest'anno pacco regalo acquistato da Olia Cerbis. Arriva oggi il bauletto Stella. Angelo e Terry da Biassono, un abbraccio, grazie per sostenerci anche in questo modo, acquistando qualcosa da chi sceglie Radio Libertà per fare pubblicità, ma grazie soprattutto al Borgomastro per ricordarsi di noi. Fossi Salvini, chiederei a Open Arms danni materiali e morali per milioni di euro. Non lasciare perdere, Matteo. Von der Leyen non è eletta da nessuno. Putin all'80%. Cerno fa delle disamine lucidissime. L'abbiamo avuto ospite prima con il nostro direttore. C'è la chiamata in linea, mi scuso per l'attesa, ma come vedete, ragazzi, mi avete inondato di messaggi. È colpa vostra. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Paolo Varese. Scusami per l'attesa. No, figurati, ragazzi. Te sei la Lega 1986-87, quindi... allora hai la precedenza. La Senti, no, una cosa, ho sentito oggi in televisione che c'è stata una proposta di, mi pare, Fratelli d'Italia, per quanto riguarda coloro che sono dei condomini che non pagano le spese, sì. E a questo punto se ne dovrebbero fare carico praticamente tutti gli altri condomini. Chi le paga? Sì. Cioè, una cosa un po' fuori di testa, però è chiaro che non passerà mai perché è una follia allo stato puro, no? Però pensandoci bene, una situazione del genere sta già succedendo adesso, perché se non sbaglio all'interno delle bollette della corrente elettrica, no, c'è già un mascherato sotto un'altra voce che praticamente noi tutti andiamo a pagare per coloro che non pagano. Quindi una, tra virgolette, porcata del genere la stiamo già digerendo da tempo. Bisognerebbe fare un po' di chiarezza anche su questo punto. E chi l'ha fatta questa proposta? Fratelli d'Italia. Ragazzi, è inutile girare, gira che ti rigira, alla fine la Lega ha sempre avuto ragione. Abbiamo arginato un sacco di danni mettendoci magari con quelli coi pidioti, eccetera, eccetera, ma abbiamo arginato dei danni. Per fortuna che c'è la Lega, che è l'ultimo baluardo che ci può tirare insieme. Lo dico a tutti quelli che dicono non voto più, e soprattutto ai pentiti, va bene, non abbandonate la nave, va bene, perché se siamo nella M è perché non siamo andati avanti, anzi non sono andati avanti a votare Lega fino in fondo. Grazie. Okay?
Grazie Ciao, un caro. abbraccione, auguri a tutti e buon Santo Natale. Grazie a te, buon Santo Natale e grazie per avercelo ricordato. Siamo stupidi, abbiamo sempre ragione. In effetti ci stanno guardando male. Oggi se compri Repubblica, ragazzi, non c'è pagina che non parla male della Lega e di Salvini. Ci guardano male anche all'interno del governo perché abbiamo fatto notare che forse qualcuno ha fatto delle cazzate. Repubblica dà la colpa naturalmente a Salvini, ma in questo caso è stato a Fratelli d'Italia, la storia dei condomini, eccetera, e la Lega ha detto naturalmente no. Sì, ci hai ricordato anche nella bolletta della corrente, anche chiaramente nelle assicurazioni, eccetera, che stanno già aumentando, sappiatelo, appena vi scade, non arrabbiatevi se saranno aumentate anche quelle più stracciose, perché la scusa è che facciamo più incidenti anche noi qua al nord, che è una scusa, ma la verità è chiaramente che bisogna pagare di più perché si chiede un appoggio anche da loro e poi ci sono quelli che l'assicurazione, guarda caso, non ce l'hanno, fanno incidenti e non vi dirò mai chi sono, certamente, fanno incidenti e ci deve essere un fondo anche per questo. C'è una chiamata al volo, la prendo, pronto? Pronto? Chi si risente? Pronto? Ma io non posso telefonarti sempre, se no sarai sempre là e dopo bisogna fare tante altre cose. Comunque io non posso non farti gli auguri, perché guarda, la tua voce riempie da vitalità, tu sei proprio la voce della Lega, la Lega che è vita, tu sei la nostra vita, hai capito Sammy? Auguri a tutta la famiglia, sei sempre così, guarda, io prego per te, perché per la tua salute, perché posso proprio avere tutte le soddisfazioni possibili, perché tu ci riempi, ci dai soddisfazione. Grazie caro, grazie, vi ho riempito anche oggi e tu mi hai riempito, adesso posso tranquillamente sopravvivere senza neanche un complimento per almeno 2 o 3 anni, grazie, lo sapete. Faccio questo lavoro per passione ed è una doppia passione, da una parte quella per la comunicazione, per la radio, prima di tutto sono nato in una radio, e poi quella della politica, e quindi è una doppia passione che riesco a fare da quando ero bambino, senza diventare né ricco né famoso, ma il bello è proprio continuare ad avere piccole soddisfazioni e quelle vostre non sono certo piccole. Signori, me ne vado augurandovi certamente buone feste a chi ci spegne, ma io ritorno in onda lunedì e la stessa domenica. Questa domenica siamo di nuovo in onda con il meglio del Sammy Varin a partire dalle 12:30. Grazie naturalmente alla pazienza di Simone in regia, grazie a tutti voi, ma restate lì perché tra poco arriva l'immancabile Francesco Cabrini. Avete ascoltato